Era un bambino splendido, Mattia, sempre sorridente e con un'educazione fuori dal comune. Così gli amici ricordano affranti e commossi il piccolo Mattia Coada del Lido di Venezia, morto giovedì pomeriggio a causa di un improvviso arresto cardiocircolatorio a soli 8 anni compiuti da pochi giorni. Una tragedia che ha pesantemente funestato questi giorni natalizi, lasciando impietrito dal dolore tutto il Lido di Venezia, dove la famiglia di origine moldava risiede da anni. A quanto pare il bimbo si era sentito male nella notte tra mercoledì e giovedì, subito trasportato dai genitori, prima al punto di primo intervento del Lido e quindi all'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo, dove, nonostante le cure, il bambino è deceduto dopo poche ore. Sarà quindi l'autopsia a dover far chiarezza sulle cause del decesso. Mattia, che lascia due sorelline anche loro in tenera età, frequentava la terza elementare alla scuola Parmigiani di San Nicolò, era molto impegnato anche nell'ambito sportivo, ha praticato il karate e faceva parte della scuola calcio biancazzurra del calcio Lido di Venezia, dunque un bambino che in apparenza non aveva alcun problema fisico, anche per questo la sua scomparsa repentina lascia nella comunità ancor più sgomenti ed increduli. Tutti e tre i bambini della coppia sono nati a Venezia. Il papà Vitali, imprenditore edile molto stimato, e anche tra i soci che hanno rilanciato, con una compagine azionaria tutta veneziana, l'aeroporto Giovanni Nicelli di San Nicolò. Dopo l'autopsia sarà decisa la data dei funerali di Mattia.